Sì, abbiamo ammodernato il parco mezzi e la dotazione strumentale. Oggi siamo in grado di poter utilizzare tecnologie avanzate, abbiamo le cosiddette bodycam, le telecamere da divisa che vengono utilizzate dagli agenti sulla divisa, abbiamo le dashcam che sono le telecamere che vengono utilizzate a bordo dei veicoli, stile americano, che permettono di registrare e riprendere tutto ciò che si sviluppa nel campo d'azione in cui i nostri agenti sono impegnati. Abbiamo poi una stazione mobile, anche questa di ultima generazione, abbiamo potenziato la dotazione strumentale del nucleo aeromobile a pilotaggio remoto con l'acquisto di un drone da utilizzare e impiegare negli scenari critici e abbiamo poi implementato il parco motoveicoli con l'acquisto di 2 motocicli 750 Honda, di 3 scooteroni, abbiamo ammodernato anche il parco velocipedi con 2 nuovi biciclette, velocipedi a pedalata assistita e tanti altri strumenti di lavoro di, come dire, assoluta modernità che ci permettono veramente di poter dire che siamo un comando organizzato e che è dotato di strumenti di lavoro veramente importanti.